Immaginate un mondo dove la luce prende vita, dove le lanterne vi accompagnano in un viaggio tra creature marine, spettacoli e giostre, tutto pensato per far sognare grandi e piccini. A Catania dall'11 aprile al 22 giugno arriva Lanternia, il primo parco del Sud Italia interamente dedicato alle lanterne cinesi, quindi restate con noi per scoprirne di più. Agnese, quindi cosa si può trovare all'interno del parco e qual è la caratteristica di queste meravigliose lanterne? Martina, qua si può trovare tanto di divertimento, ma ovviamente l'attrazione principale sono queste meravigliose strutture che vi voglio spiegare che cos'è Lanternia. Infatti certe persone prima che iniziate l'evento mi hanno chiesto ma se troviamo lanterne volanti, cosa è questa Lanternia? Lanternia sono le opere d'arte, sono le strutture fatte dell'alluminio, luce e la stoffa e la seta. Una particolarità di quelle strutture, queste opere d'arte meravigliose, che sono fatte tutte al mano. Sono fatte tutte al mano e anche se magari troviamo stessa struttura da qualche altra parte del mondo, sarà diversa perché sono colori diversi, rivestimenti diversi, la luce che passa sotto è diversa. Qua. E ricordiamo che è un evento che ha il patrocinio della Repubblica Popolare Cinese. Sì, questo Lanternia ha un patrocinio della Repubblica Cinese e siamo veramente molto orgogliosi di questo fatto. Bene, adatto alle famiglie. E quali eventi ci saranno nelle prossime settimane? Allora, nelle prossime settimane ovviamente una volta che qualcuno acquista biglietto può trovare non soltanto le lanterne che sono in principale attrazione come vedete, ma ci sono anche giochini per bambini, le giostre, la zona food molto ricca, intrattenimenti sul palco, mascotte, gonfiabili. Penso che basta venire a divertirci. Beh, quindi vi aspettiamo. Sì, tanto. L'Oceanario non è altro che una sala immersiva, come vedete alle mie spalle ha la forma di una cupola e praticamente è lo schermo di proiezione. All'interno si proietta un filmato a tema marino che va a spiegare appunto gli animali che abitano nelle profondità marine, dai 30 metri fino ad arrivare agli abissi della fossa delle Marianne. Quindi è un viaggio che oltre che divertente perché appunto mi ripeto è immersivo, ma è anche un viaggio didattico perché è quello che facciamo noi con la nostra associazione Etna Planetarium. Lanternia ha pensato anche alle scuole. Infatti ci saranno delle giornate dedicate alle scuole in cui i bambini, gli alunni attraverso un percorso didattico mirato potranno conoscere le meraviglie del mondo sottomarino in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per appunto la salvaguardia del nostro pianeta. E quindi vi aspettiamo, mi raccomando scuole, è un'occasione da non perdere davvero. Ma per chi ha bisogno di rifocillarsi all'interno di Lanternia è possibile? Sì, decisamente, abbiamo pensato un po' a tutto, appunto per intrattenere sia adulti che bambini. L'area food è molto attrezzata anche con pinze, tutti i prodotti tipici siciliani, un'area da street food dove vi potete usufruire dal più grande al più piccolo, proprio abbracciamo tutti. Allora io vi assicuro il profumo è buonissimo. Cari amici e amiche di Sicilia Magazine, non perdete l'occasione di poter vivere davvero un'esperienza unica con tutta la famiglia. Lanternia vi aspetta!